nord, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia, chiedono al Ministero della Salute che il periodo di isolamento per chi torna dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. Solo sabato scorso era stato annunciato il via libera. Intanto sono rientrati gli italiani bloccati a Wuhan dall'epidemia, tra loro anche la studentessa 24enne di Ca' Foscari. Il papà l'ho sentita al telefono, sta bene. I genitori di Jennifer Giacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro dalla Presidenza del Consiglio, come stabilito dal primo grado. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma nell'aprile del 2006, l'orribile omicidio della ragazza incinta al 9° mese. 5 anni fa, a Nanto, la tragica rapina alla gioielleria che vide il benzinaio Stacchi uccidere uno dei banditi. Ci ho pensato, dice, ma rifarei tutto. Incubo smog, da domani allerta rossa a Padova, Vicenza e Treviso. Scattano divieti e limitazioni. L'assessore Bottaccin, il governo ci aveva promesso risorse mai arrivate. Tempesta Baia, pronto il piano 2020 degli interventi per le zone colpite con 280 milioni di risorse aggiuntive. Conto alla rovescia per l'apertura di Padova, capitale del volontariato, confermata la presenza in città del Presidente della Repubblica Mattarella. Sport volley, dopo il mondiale per club e la Supercoppa, terzo alloro stagionale per le ragazze dell'Imoco Conegliano che conquistano la Coppa Italia battendo Busto Arsizio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus. 4 regioni del nord, tra cui anche il Veneto, hanno chiesto al Ministero della Salute un periodo di isolamento per i bambini che frequentano le nostre scuole, che sono di rientro dalla Cina. Solo sabato scorso era stato annunciato il via libera, ma sentiamo. Chiediamo al Ministro di valutare l'opportunità di adottare delle misure particolari in questi casi. Sono pochi casi, però ci vengono segnalati senza alcuna volontà di ghettizzazione. Motiva così il governatore Zaia il cambio di rotta della regione sul rientro a scuola dei bambini provenienti dalla Cina. Solo sabato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi, era stato ribadito come non ci fosse la necessità di alcuna quarantena, anticipando nei fatti una circolare ministeriale. Oggi, a 48 ore, visti anche i crescenti timori di genitori e insegnanti, si chiede al governo maggiore cautela. Zaia, di fatto, accanto ai colleghi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in una missiva comune chiede un periodo di isolamento per i bambini che pure senza sintomi si trovano a rientrare nelle scuole regionali dopo un periodo in Cina. Casi non isolati, visto che il 25 gennaio scorso si è festeggiato il Capodanno cinese e diverse famiglie stanno rientrando dall'immenso paese asiatico. Io so che c'è una città che ha diffuso l'infezione, che è Wuhan, che ormai è diventata famosissima. Dicono che ha una popolazione di almeno 15 milioni di abitanti che è in totale quarantena, cioè non si esce dalla città. I cittadini che arrivano da lì in Italia comunque vengono subito messi in osservazione e questo è il dato di fatto, non c'è la volontà assolutamente di esagerare, però è pur vero che se non succede nulla, vabbè, siamo quelli che inutilmente hanno posto il problema. Se succede qualcosa, qualcuno almeno non potrà dire che non ci siamo preoccupati. Che la questione sia delicata lo ammette lo stesso Zaia, che tenta di spegnere sul nascere eventuali polemiche. E nessuna volontà di ghettizzare, ci mancherebbe. Peraltro voglio anche ricordare che questa regola vale anche per l'eventuale italiano che è stato in Cina, magari a Wuhan, rientra e magari deve rientrare in aula alle elementari piuttosto che alle medie, e anche per lui varrebbe la stessa regola. Non è una questione di pelle, di colore della pelle o di provenienza o di quant'altro, è un fatto di igiene. E non mancano le reazioni politiche, tra le prime quelle del deputato di Italia Viva, Marco Di Maio, che su Facebook ha scritto: trovo ripugnante che si facciano speculazioni politiche sfruttando le legittime preoccupazioni delle persone. Chi ha ruoli istituzionali dovrebbe contribuire più di tutti gli altri ad abbassare il livello d'allarme e non ad alzarlo fino a questi livelli di discriminazione. Il segretario del PD Zingaretti invece: in questi casi bisogna sentire ed affidarsi alla scienza, e la scienza ha dato delle indicazioni al governo, che ha preso una posizione ancora più radicale, ha sospeso i voli dalla Cina all'Italia, quindi non so come i bambini possano arrivare, ribadisce il presidente del Lazio e segretario appunto dei democratici Nicola Zingaretti, che commenta quindi con queste parole la richiesta dei 4 governatori del nord affinché sia disposto
l'isolamento degli alunni che rientrano dalla Cina. E nel frattempo sono rientrati nel nostro paese da Wuhan, dove erano rimasti bloccati i nostri connazionali, appunto atterrati questa mattina all'aeroporto di Pratica di Mare. Tra loro anche una veneziana, una studentessa 24enne, unica veneta. Sentiamo. So soltanto che sta bene, che stanno facendo le analisi, ma non l'ho ancora sentita. In poche parole al telefono l'apprensione di Mauro Vidali, papà di Petra, la 24enne studentessa veneziana che frequenta un master in commercio internazionale alla Hwasong University di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia di coronavirus. Petra è sbarcata all'aeroporto militare di Pratica di Mare in arrivo dalla Cina assieme ad altri 55 italiani. Mi interessa solo di Petra adesso, non di parlare con i media, ha detto il padre all'ANSA. La figlia aveva già spiegato di aver accettato di rientrare in patria solo per tranquillizzare la famiglia, giudicando eccessivo il panico creato attorno al coronavirus. Dopo gli accertamenti sanitari, se non ci saranno problemi, i 56 italiani verranno trasferiti a Cecchignola per 14 giorni di isolamento. Qualora dovessero manifestarsi i sintomi della malattia, scatteranno i protocolli sanitari previsti per il coronavirus e il paziente verrà trasferito all'ospedale Spallanzani. Nel frattempo è motivo di grande orgoglio nazionale il successo dell'equipe di ricerca proprio dello Spallanzani di Roma, dove tra i primi al mondo un team di ricercatrici ha isolato il coronavirus che ha fatto dichiarare lo stato di emergenza. Esprimiamo una grande soddisfazione, abbiamo detto sin dall'inizio che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo, dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo, siamo qui per dire grazie ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri professionisti, a tutti coloro che ogni giorno lavorano per reggere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi da qui arriva una notizia importante, è un punto di partenza, ma gli scienziati, i biologi dello Spallanzani sono riusciti a isolare il coronavirus, siamo tra i primi del mondo, chiaramente mettiamo questa nostra scoperta, questa nostra conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo che in queste ore è al lavoro, e però questo testimonia sicuramente la qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le autorità sanitarie rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi anche in vista del picco dell'influenza stagionale che in Veneto sta arrivando proprio in questi giorni. Nel frattempo, tra le azioni sulle quali sta lavorando il Ministero della Salute, la cui task force per l'emergenza coronavirus si è riunita anche questa mattina, è previsto il rafforzamento degli organici del personale medico nei porti e negli aeroporti italiani e sono allo studio misure finalizzate al controllo anche sui voli di transito indiretti dalla Cina. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al coronavirus. Nessun risarcimento per i familiari di Jennifer Zacconi, la 22enne di Olmo di Martellago, massacrata di botte e poi sepolta viva al 9° mese di gravidanza. L'hanno deciso i giudici. Sentiamo. I familiari di Jennifer Zacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro. Dopo che la figlia 22enne è stata uccisa dall'amante Lucio Niero, sepolta viva in una buca al 9° mese di gravidanza, l'ennesima beffa per il papà, la mamma Anna Maria Giannone e il nonno Giuseppe Giannone. È una decisione incomprensibile, nel senso che la direttiva 80/2004 prevede che vengano indennizzati i cittadini europei in Italia dallo Stato allorquando il reo non paga, non ha soldi, non viene scoperto e quindi non è possibile escludere i cittadini italiani dall'indennizzo perché sarebbe discriminatorio anche da un punto di vista costituzionale discriminare ovviamente i cittadini italiani dai cittadini europei. Era l'aprile del 2006 quando Jennifer di Olmo di Martellago fu uccisa al termine di un violento litigio con Niero nel piazzale di un distributore a Martellago in cui lei fu picchiata e poi gettata nella buca. Qui si tratta di un caso molto grave perché ricordo che per la cronaca si trattava di una ragazzina molto giovane che ovviamente la piccola Jennifer che aveva una bimba di circa 9 mesi che poi alla fine sono state entrambe sepolte vive. L'assassino, sposato e padre di 2 figli, fu condannato a 30 anni di reclusione e una provvisionale di 80.000 euro in favore della madre di Jennifer e 85.000 ad altri suoi congiunti.
Anche dall'ammissione di Niero al gratuito patrocinio era però emersa la sua impossibilità di liquidare la somma. Da qui la richiesta dei familiari di condannare la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia per la mancata attuazione della direttiva europea 80. Ma per i giudici la mamma e il nonno non ne hanno diritto. Sostanzialmente fa commistione tra il risarcimento e le sue regole e l'indennizzo. Qui si tratta di un indennizzo, cioè lo Stato deve indennizzare le vittime secondo una direttiva 80 del 2004. Quindi sostanzialmente c'è una commistione di giurisprudenza che non è comprensibile. Io sto parlando con i familiari per farli decidere il mio consiglio è di presentare ricorso in Cassazione a Strasburgo e eventualmente segnalare la situazione al Consiglio d'Europa perché venga riferito pure alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dove c'è una violazione dell'Italia per violazione della direttiva 80. Nel Vicentino ora Nanto ricorda la tragica rapina che vide protagonista suo malgrado Graziano Stacchio. Rifarebbe quello che ha fatto? Ma io ci ho pensato tante volte e poi so proprio che la rifarei sicuramente. Esattamente oggi, il 3 febbraio di 5 anni fa, Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, decise di intervenire cercando di sventare una rapina nella gioielleria accanto al suo distributore. Un comando di 5 uomini, armati e decisi a tutto, stava facendo irruzione, spaventando a morte Jenny, l'unica commessa presente a quell'ora. Stacchio imbracciò il suo fucile solo per difendere Jenny, disse più tardi, esasperato per la terza rapina nel giro di poco tempo che il negozio subiva. Sparò per spaventare, ma i banditi replicarono con feroce determinazione. Non ho mai avuto il coraggio di cancellare i segni di quell'episodio. Ero lì di dietro praticamente, che mi proteggevo e mi sono arrivati i colpi lì. Quelli lì sono 2 colpi che sono arrivati, sparati dall'interno della macchina e hanno forato il parabrise all'interno della macchina e poi sono finiti lì. Non mi sono mai preso di dare una botta di colore, di nasconderlo, perché siano di monito alle persone che agiscono in quel modo. Uno dei banditi fu ferito a morte dai colpi esplosi dal benzinaio. Stacchio perciò venne indagato per eccesso di legittima difesa, 18 mesi e un conto di 50.000 euro. Il suo caso divise l'Italia tra chi voleva celebrarlo come eroe e chi invece voleva condannarlo come giustiziere. Quell'episodio accelerò il varo dell'attuale legge sulla legittima difesa. Tanto però resta da fare, soprattutto per sensibilizzare le coscienze. Non c'è quella sensibilità da parte delle istituzioni di far capire che è ora di finirla in sostanza. Perché aggredire anche gli anziani in casa, le povere persone inermi, per rubarli cosa? Rubarli magari 150-200 euro? No, non si possono accettare queste cose. Questa sera Nanto si stringerà ancora una volta attorno al suo famoso concittadino per ringraziare ricordandolo. Non è una cosa che ti passa, non te la dimenticherai mai. Quindi è giusto ricordare stasera, in questo momento, anche e condividerlo con chi parteciperà della sua comunità. Sì. È giusto anche partecipare, anche per far scaturire un po' di più responsabilità anche da parte delle istituzioni, insomma, ecco, che si rendano conto che qualcosa deve cambiare. Torniamo a parlare ora dello smog. Da domani scatta nuovamente l'allerta rossa a Padova, Vicenza e Treviso con divieti e limitazioni. A Padova questo è stato il mese di gennaio più inquinato dal 2012 e dall'inizio di questo 2020 ci sono già stati 28 sforamenti, in pratica tutti i giorni. Scatta così l'allerta rossa che vieta la circolazione anche ai diesel Euro 4, compresi quelli commerciali, per i quali il divieto è limitato alla fascia oraria 8:30-12:30. Scatta anche questa allerta rossa che dovrebbe bloccare anche i commerciali Euro 4. Però il problema è quanto veramente diminuisce il traffico, perché le deroghe sono tantissime e bisognerebbe avere i dati da parte del comune, se lui stesso li ha, su quanto veramente diminuisce il traffico
da ottobre a marzo, poi durante l'allerte. Un provvedimento valido solo, sostiene Legambiente, se c'è un drastico calo dei veicoli in circolazione. Inoltre attendere 10 giorni prima di applicare il semaforo rosso è troppo. Ci sono poi consigli anti-smog individuali che possono proteggere la nostra salute. Innanzitutto evitare di correre e fare attività fisica all'aperto. Evitate se possibile gli sforzi all'aperto, cioè chi per esempio fa footing, jogging, fa iperventilazione, questo fa inalare più PM10. A rischio cani e bambini che respirano a poca distanza da terra. I bambini, cercate di non tenerli sui passeggini, quindi usate il portabambino, lo zaino portabambino, o tenetelo in braccio. I ciclisti cerchino di non andare troppo veloci perché più spingono sui pedali più si va in iperventilazione respirando profondamente. Inutile anche chiudersi in casa pensando di essere al sicuro. A casa non serve niente tenere le porte chiuse perché le polveri sono così sottili che passano lo stesso e più in casa c'è anche l'inquinamento indoor, quindi arieggiate pure. Quanto alle mascherine, indossare quelle di Garza serve a poco, non sono in grado di fermare le polveri sottili. Quelle davvero filtranti, che vediamo indossate ad esempio dagli agenti di polizia municipale, si possono trovare nei negozi di antinfortunistica, ma costano molto di più, attorno ai 15-20 euro. E sullo smog, duro attacco dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin al governo. Se non ci saranno segnali concreti di attuazione alle nostre istanze e rispetto degli accordi già sottoscritti, siamo pronti ad ogni azione legale per mettere in mora il governo inadempiente. E prosegue l'assessore: nel giugno 2017 tra le regioni del bacino padano ed il governo nazionale fu firmato un importante accordo in relazione al quale da parte governativa la quasi totalità degli aspetti, ad iniziare da quelli economici, continuano ad essere disattesi. Deve essere chiaro che non siamo disponibili a subire eventuali procedure di infrazione per gli sforamenti se non ci viene data la possibilità concreta di porre gli adeguati rimedi. In base a quell'accordo, per ogni euro investito in precise misure collegate alla qualità dell'aria, aggiunge Bottaccin, il governo avrebbe dovuto assegnarne altrettanti alle regioni da investire in materia. Purtroppo fino a questo momento non abbiamo visto nulla. Noi intanto, conclude Bottaccin, continuiamo ad investire. Nella giunta odierna è stato deliberato il completo scorrimento della graduatoria di un bando dello scorso agosto dedicato alla rottamazione delle vecchie auto. In più abbiamo deciso di dare spazio ad un sistema di monitoraggio della percorrenza dei mezzi sul bacino padano con l'introduzione della cosiddetta scatola nera, che consentirà di ridurre il numero di chilometri percorsi dalle auto inquinanti. Tempesta Vaia, pronto il piano 2020 degli interventi. Il governatore Zaia al via centinaia di cantieri. 280 milioni di euro per risarcire i danni e realizzare nuove opere di ripristino nella montagna veneta devastata dalla tempesta Vaia. È pronto per essere inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il piano 2020 realizzato dal commissario, il presidente della regione Zaia. Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti d'acqua, ha detto Zaia, sottolineando come la priorità assoluta vada soprattutto al risarcimento danni. I 280 milioni di risorse nel piano 2020 vanno a sommarsi ai 468 milioni del piano 2019. Priorità è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni ai privati e alle attività produttive, fondi che si sommano ai 25 milioni di euro dell'anno scorso. Per quanto riguarda il ripristino delle strade, 45 milioni di stanziamento complessivo, l'intervento più importante, evidenzia il commissario, è lo svincolo per Cibiana, opera fondamentale in vista delle Olimpiadi, che si punta ad ultimare prima dei mondiali 2021. C'è poi la questione sorgenti, con l'ammodernamento delle opere acquedottistiche ed uno stanziamento di 15 milioni. Circa 100 milioni sono riservati all'adeguamento delle opere idrauliche in tutto il territorio del Veneto. Altri 5 milioni e mezzo di euro sono destinati alla redazione di progetti esecutivi di opere strategiche, come ad esempio il nuovo ponte sul Piave a Belluno, l'aumento della resilienza dei collegamenti intervallivi come la variante di Alleghe, la galleria Palarossa ed il ponte sul torrente Cismon in località Ponte Oltra nei comuni di Lamone e Sovramonte. Conto alla rovescia per l'apertura di Padova capitale del volontariato, ed è confermata la presenza in città per l'inaugurazione del Presidente della Repubblica Mattarella.
Tutto è pronto a Padova per l'inaugurazione dell'anno in cui la città sarà capitale europea del volontariato. Venerdì 7 febbraio è stata confermata la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che darà ufficialmente il via alla grande manifestazione con eventi e spettacoli. Il titolo, da cui prende ispirazione tutto il programma, è Ricuciamo insieme l'Italia, un'espressione usata proprio dal Presidente della Repubblica. Ricucire l'Italia, queste sono state le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno del 2018, quando, parlando dei tanti problemi del nostro Paese e delle tante mancanze delle istituzioni e della politica, ha voluto portare l'attenzione su questa Italia che ricuce, che è l'Italia del volontariato e della solidarietà. Sergio Mattarella arriverà in fiera a Padova insieme a tanti ospiti e volti delle istituzioni del volontariato e oltre 4.000 persone da tutta Italia. Noi vorremmo dare al Presidente Mattarella proprio questa impressione di una Padova che si dà da fare, che lavora, ma che si mette in gioco senza avere nessun altro scopo che quello di servire la città e la cittadinanza. Per Padova sarà un anno ricco di eventi per sensibilizzare e portare in primo piano l'operato del volontariato, molto forte in tutto il Veneto. In Italia il popolo dei volontari conta circa 6 milioni di persone che si dedicano al prossimo. Le loro storie saranno le protagoniste dell'inaugurazione di venerdì e da qui partirà la riflessione sulle sfide che l'impegno civile dovrà affrontare nei prossimi anni. Tutto l'anno sarà un anno speciale per il volontariato, ma non solo per il volontariato, anche per chi il volontariato magari l'ha visto, l'ha guardato, è rimasto sulla soglia, ma non si è mai messo in gioco per sperimentarsi in questo ambito di impegno civico. Tanto che già dal mese scorso sono partiti dei corsi di formazione per tutte le persone che vogliono sperimentarsi nel volontariato dentro Padova Capitale. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Siamo alla pagina dello sport con il volley. Dopo Supercoppa e Mondiale, l'Imoco Conegliano conquista anche la Coppa Italia. Ancora una volta la Coppa verso il cielo, l'abbraccio con i tifosi e un'emozione che si rinnova e triplete senza se e senza ma. Dopo Supercoppa e Mondiale le Pantere dell'Imoco hanno azzannato anche la Coppa Italia battendo le avversarie dell'Unet a Busto Arsizio, padrone in casa altrui verrebbe da dire, vedendole all'attacco dopo un primo set di sostanziale equilibrio. A premere l'acceleratore la solita Egonu, nemmeno un fastidio al ginocchio sinistro la ferma se non per una brevissima pausa tecnica fatta di ghiaccio e massaggi. Il dominio delle Pantere non arretra nemmeno quando in campo entra l'eterna Francesca Piccinini, da poche settimane in forza proprio all'Unet. Insomma, è stata una sfida tra regine del volley, quella che ha infiammato il palazzetto di Busto. Nel complesso è stata una bella partita, abbiamo battuto bene, abbiamo murato abbastanza, perché comunque abbiamo fatto 9 muri, abbiamo tenuto le percentuali d'attacco molto alte, ci sono solo dei momenti in cui non spingevamo come sappiamo, però devo dire che il risultato è rotondo e quindi siamo contenti della prestazione. Entusiasti più che contenti gli oltre 300 tifosi arrivati da Conegliano, gli stessi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle Pantere, che ora guardano con la solita fame allo scudetto. Dal triplete al poker il passo non è mai stato così breve. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera, ospiti in studio Gianangelo Boff, commissario della Lega di Treviso, e Giovanni Battista Patete, coordinamento Fratelli d'Italia di Treviso. E poi, come ogni lunedì, a partire dalle 21:15 torna Ring, chi sfiderà Luca Zaia. Da oggi si accendono i riflettori sulla campagna elettorale per la Regione Veneto. La Lega lancia segnali agli alleati di governo, il Movimento 5 Stelle non decide ed il centro-sinistra non trova l'accordo. Se ne parlerà dunque stasera alle 21:15 su Antenna 3. Ospiti in studio con Ferdinando Avarino, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Marco Carrai di Veneto Che Vogliamo, Elena La Rocca dei 5 Stelle, Giovanni Tonella del PD ed il giornalista Marco Bonet del Corriere del Veneto.
In chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni meteo. Vi ricordo che la Protezione Civile del Veneto ha annunciato che sono in arrivo sulla nostra regione venti forti, particolarmente in montagna, sulle cime, ma potranno esserci anche in pianura venti da moderati e a tratti tesi, con possibilità di qualche raffica forte. Le previsioni del tempo, dunque, il meteo. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione e mitezza fuori stagione, ma stanno per irrompere correnti artiche che riporteranno le temperature un po' più in linea con il periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle pianure, nella prima metà di giornata il cielo sarà nuvoloso con locali nebbie e poi in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco al mattino, in cessazione con il passare delle ore, quando invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.